Capitano Alessandro Zamperini, dopo la vittoria della regular season del Cotton Club, non ha parlato tutto l'anno, attendeva questo momento che l'ha visto dalla panchina. Tu che sei stato sempre protagonista in campo, come commenti queste 30 tappe che vanno visto poi trionfare comunque appunto, nel torneo da 30 giornate? Beh, noi ci abbiamo sempre creduto, dopo un girone d'andata dove abbiamo dimostrato il nostro valore, abbiamo avuto un calo all'inizio del ritorno, ci mancavano un po' di giocatori, qualcuno è partito e quindi ci abbiamo avuto questo calo, però noi siamo sempre stati sicuri del nostro valore, siamo stati tranquilli, infatti poi alla fine abbiamo dimostrato sul campo la forza della squadra e abbiamo vinto il campionato. Una cosa, dove hai visto l'evoluzione rispetto al girone d'andata, rispetto a quei passi falsi che poi siete riusciti sempre a compiere e di meno, arrivando anche più larghi forse in panchina, in campo, o dove hai visto, tu che hai calcato altri palcoscenici, lo scatto di maturità della squadra che ha portato al raggiungimento di questo obiettivo? Ma forse dopo il girone d'andata ci siamo un po' alleggeriti anche mentalmente, abbiamo un po' mollato la tensione, forse anche un po' di presunzione. Poi, ripeto, ci abbiamo avuto due o tre giocatori importanti che sono andati via. C'è stato Simone Santarelli che ci ha avuto un paio di infortuni, abbiamo giocato due o tre partite senza di lui e poi Fernetti che è un giocatore che ci ha dato per tutto il girone d'andata sostanza a centrocampo e quando ti vanno via questi giocatori soffri, quindi bisogna un attimo rimettere diciamo, in sesto il gioco e la squadra e anche eravamo un po' contati in 3-4 partite siamo andati al campo contati con dei ragazzi che non avevano mai giocato e tra di loro e non avevano mai giocato con noi, quindi ovviamente poi quando giochiamo noi contro le altre squadre si presentano sempre con 15-16 giocatori perché giustamente quando sei primo in classifica o secondo, comunque lotti per le prime posizioni ci tengono tutti a fare bella figura, quindi chiamano i giocatori che magari durante le altre partite non giocano, non hanno mai giocato e noi siamo andati un po' leggeri, un po' presuntuosi e ci è servito, almeno così abbiamo ripreso la marcia da metà girone, secondo girone e poi beh, siamo presentati sempre in 13-14 e le cose sono cambiate, siamo tornati quelli di inizio anno. Ultima domanda al capitano, come si preparano adesso le partite finali, quelle che poi serviranno ad arrivare ai trofei che questa squadra ha già portato a casa lo scorso anno? Come si preparano? Cosa vi dite negli spogliatoi in generale? Ma niente di diverso da quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Non dobbiamo abbassare la guardia, non dobbiamo mollare. Ho già parlato con il mister e con Maurizio, il presidente, perché in questo mese e mezzo, adesso non mi ricordo quando ci sono i finali, il 7 metà giugno, quindi faremo qualche amichevole per rimanere un po' allenati, ma anche altri ragazzi tanto già si allenano, però io ho insistito di fare qualche partita con la squadra perché comunque non voglio perdere proprio l'armonia del gruppo, voglio che stiamo tutti insieme, andiamo anche a cena insieme, ci divertiamo, facciamo qualche partitella, qualche amichevole, almeno non cala la tensione, se no dopo se stai un mese e mezzo fuori dallo spogliatoio, dopo non è facile, ci stanno ragazzi che non hanno neanche mai giocato a certi livelli, quindi magari ho paura che possono un po' mollare, capito? Adesso quindi ho parlato con loro, ho detto facciamo qualche amichevole, qualche partitella, almeno teniamo un po' la squadra bella sveglia e niente, poi ci presentiamo alle finali come con la squadra che ha portato avanti tutta la stagione e siamo belli tranquilli.